L'8 marzo scorso Ivano Polita, artigiano di Noventa di Piave, si tolse la vita impiccandosi all'interno della sua azienda. Era sconvolto dal pensiero di non poter far fronte ai suoi impegni, nonostante avanzasse crediti che non riusciva ad esigere. La CGIA di Mestre ha fatto il punto della situazione e la macabra contabilità è arrivata a 34 suicidi in Veneto dal maggio del 2009, 4 di questi in provincia di Venezia. Purtroppo la congiuntura economica non sembra destinata a migliorare. Dall'inizio di quest'anno la situazione è veramente drammatica e i segnali che ci stanno raggiungendo in queste ultime settimane sono di un peggioramento della situazione, del clima generale, che chiaramente non favorisce l'impresa e soprattutto penalizza chi è in forte difficoltà economica. Dramma nel dramma è il fatto che i suicidi sono dovuti all'impossibilità di ottenere i pagamenti in tempi accettabili. Molte aziende si trovano in difficoltà perché per crediti, nel senso che non vengono pagati, siano essi committenti privati piuttosto che pubblici. E le banche sono un muro di gomma. In questa situazione poi si aggiunge anche la stretta creditizia legata al fatto che le banche stanno chiudendo i rubinetti del credito, quindi per moltissime migliaia e migliaia di imprenditori veneti è una situazione veramente molto difficile. Nemmeno le aziende che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione riescono ad ottenere finanziamenti. Perché spesso poi è la pubblica amministrazione stessa insolvibile e quindi in qualche modo è sempre l'imprenditore chiamato sostanzialmente a rispettare il contratto. Gli imprenditori e gli artigiani non devono essere lasciati soli in questa situazione. Il governo deve intervenire, c'è una promessa di in qualche modo sbloccare almeno 10, 12, forse 15 miliardi di euro subito, in modo tale che le imprese che avanzano di questi soldi possano avere la liquidità necessaria per superare questo momento veramente molto difficile.